A distanza di pochi giorni dall'affermazione all'Open di Mogliano, il 36enne croato Mario Radic, 2-3 del TCK del Moro, ormai veneziano d'adozione in quanto residente da oltre 10 anni a Spinea, è salito sul trono anche del 43esimo torneo Open maschile città di Portogruaro, ultima ciliegina sulla torta di una stagione per lui importante. Sui campi in terra rossa di Viale Cadorna, colui che è stato una promessa del tennis croato, arrivato nel 2002 sino al 140° posto delle classifiche ATP, ma che ha dovuto abbandonare ancora 22enne la ribalta internazionale dopo un grave infortunio ad una spalla in un match contro Fabio Fognini, ha letteralmente demolito per 6-1-6-0 Alessandro Ragazzi, 21 anni, del Tennis Club Padova, volato in finale grazie anche al forfait di Matteo Viola. Infatti il prima categoria mestrino, vincitore della scorsa edizione, avendo raggiunto i quarti di finale ad Istanbul, poi persi al terzo set nel derby tutto italiano con Thomas Fabiano, non si è potuto presentare all'appuntamento in riva all'Emene. Sì, non aspettata, diciamo, ecco, perché comunque era un avversario che secondo me poteva giocare molto meglio e io oggi aspettavo che lui entrasse in partita, ma non è successo, quindi per fortuna mia è durata poco perché ero un po' stanco della sera prima, ecco. Dovevi trovare questa sera magari Matteo Viola, non è andata così perché insomma lui è andato avanti a Istanbul e quindi insomma è stato un vantaggio notevole. Sì, io diciamo che è andata bene così, però anche se cioè preferivo, non è che preferivo per risultato perché sicuramente sarebbe stato diverso, però giocare con Matteo mi sarebbe piaciuto, ecco. Sono contentissimo per lui e gli auguro ancora una carriera ancora lunga e che ha fatto il risultato che ha fatto, quindi però sicuramente sarebbe stata diversa stasera, sì. Secondo classificato Alessandro Ragazzi, possiamo dire che tu il tuo torneo magari lo hai già vinto qualificandoti appunto per questa finale e vincendo soprattutto con Commisso. Sì, ho giocato bene con Commisso, ma questa sera non è stata una delle mie migliori giornate, però sono contento comunque. Diciamo che hai provato anche a cambiare il gioco ma non c'è stato proprio niente da fare. No, non ha funzionato molto oggi. Sarà per la prossima, dai. Sentivi un attimino l'impegno oppure sei sceso in campo con il giusto approccio? Sentivo un po' di pressione, però era giusto, cioè giusto così. Ecco, senti progetti a stretto giro? E adesso fra 2 giorni parto per gli italiani di seconda categoria in Sardegna e speriamo che vada come qua, che vada anche andata bene, dai. La semifinale tra Radic e Matteo Marfia, 2-3 del Tennis Club Comunale Mira, conclusa al terzo set 1-6, 6-3, 6-2, seguita da un numeroso pubblico, è stata la massima espressione tecnica di un torneo che, nonostante le complicazioni organizzative della Feder Tennis, venute ad obbligare la variazione di data ad iscrizioni ormai in fase avanzata, è riuscito per l'ennesima edizione a vedere ai nastri di partenza ben 85 iscritti, tra i quali non è mancata una buona parte della crema del tennis del nord-est. Sì, ha riscosso un notevole successo. Se penso che solamente 10 giorni prima di iniziare il torneo la FIT non ci autorizza le date del torneo per un'interferenza e quindi andiamo a anticipare la chiusura dal 19 al 15, credo che abbiamo fatto un mezzo miracolo e comunque in questo mezzo miracolo siamo riusciti a portare i giocatori che avete visto oggi, ieri e in tutta la settimana. Ecco, infatti c'era un po' di timore di non poter portare un certo tipo di giocatori, invece insomma c'è stata comunque una risposta importante. Peccato che non è arrivato Matteo Viola. Sì, non è arrivato Matteo, ma sono arrivati grandissimi giocatori. La paura era quella, fortunatamente grazie al lavoro organizzativo del comitato con in testa Stefano e tutti gli altri sono riusciti comunque a interpellare e a far arrivare giocatori di grande livello. Il tabellone di terza categoria è stato invece vinto dal goriziano Graziano Battello del Tennis Club Grado, a segno in 2 interminabili set, entrambi finiti al tie break contro il trevigiano Dino Tombacco dello Sporting Club Vittorio Veneto, meglio conosciuto in riva all'Emene nel mondo del calcio per essere stato il team manager del Portogruaro ai tempi della militanza in Lega Pro.